Sono Mirko Roncelli e vengo da Bergamo, sono architetto e artista al tempo stesso, da più di 40 anni. Qui abbiamo due opere che espongo in questa magnifica location del Castello di Cataio. Il mio è un genere prettamente informale, utilizzo colori acrilici misti con vari materiali, con le acriliche e altro, per dare poi l'aspetto materico all'opera. Ci sono nelle mie opere tutte le gamme di grigi fino al bianco e al nero che stanno a significare le emozioni positive e negative. Chiaramente il bianco è più sul positivo e il nero sul negativo. Ci sono poi degli inserimenti di colori, soprattutto di rossi, di segni o di spazi che stanno a significare le emozioni forti. Quindi chi guarda il quadro deve guardarlo con le emozioni che li suscita, quindi deve sentirsi tirato dentro nell'opera e l'opera restituisce le emozioni che in quel momento la persona ha e vive. Quindi, essendo quadri informali, non raffigurano dei paesaggi o qualcosa in particolare, ma poi uno ci vede quello che vuole, anche in base allo stato d'animo in cui è in quel momento. E quindi guardando un mio quadro, un giorno uno può vederci un paesaggio, un lago o qualcosa che il giorno dopo invece non vede più e vede qualcos'altro. Questo qua alla mia destra invece, oltre ad essere di tipo informale, racchiude però in qualche modo una figura femminile, un nudo seduto, e questo perché è stato fatto in occasione di un'esposizione a tema proprio sul nudo, sulla figura femminile. Quindi unisce il genere informale col materico con il nudo che però non spicca in modo particolare come se fosse un quadro figurativo.